Ben ritrovati sulla pagina FISE. Ovviamente quando non deve il mio computer mi si spegne perché collabora, ecco perché inquadrata c'è Clara Campese, l'unica maniera che mi sono inventato per farvi vedere la Presidente, che adesso è in linea con noi e che ci dirà quali novità sta approntando il Comitato regionale Veneto, ed è il motivo per cui abbiamo attivato questa linea diretta con voi che ci seguite sulla pagina FISE. Benvenuta Presidente Clara Campese, benvenuta a casa sua peraltro. Buongiorno Fabio e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Bene, allora io inizierei subito dicendo che, facendo una precisazione in merito al nuovo DPCM che è uscito appunto ieri, a cui anticipo già che seguirà un'ordinanza da parte della Regione Veneto. Questo ha comunicato il governatore Zaia. E quindi devo dire a tutti i nostri tesserati che le situazioni inerenti all'attività o gli accessi ai circoli non sono mutate, ripeto, non sono mutate, non c'è stata nessuna variazione. Il decreto riguarda una proroga dei termini e quindi è stato differito tutto al 13 aprile. Speriamo, quindi, Presidente, speriamo. Speriamo. Preghiamo, certo. preghiamo e speriamo. Dobbiamo considerare comunque sia, quindi io mi auguro e voglio assolutamente rassicurare anche tutti quelli che come me fanno parte di questo ambiente, che nel momento in cui le restrizioni dovessero essere, diciamo, allentate, è evidente che non tornerà nell'immediato tutto come prima, ma che saranno resi disponibili, nonché obbligatori, dei criteri, quindi del protocollo operativo di cui avevo fatto cenno l'altra volta e sul quale stiamo lavorando, è proprio finalizzato a questo, a garantire una certa gradualità, quelli che saranno poi gli spostamenti, gli accessi. Varrà per tutta la vita, per tutte le cose della vita, quindi purtroppo anche ovviamente per il mondo dell'equitazione. Certamente, a maggior ragione, insomma, io non mi stanco mai di fare sempre un richiamo alla massima collaborazione da parte di tutti, a tenere ancora duro. Io ringrazio per questa veramente disponibilità a comprendere l'emergenza che stiamo vivendo, ma sono certa, sono sempre stata positiva che tutto poi potrà riprendere, benché con una certa progressione, però tutto insomma riprenderà. Siamo capaci, vero Fabio, di tirarci sulle maniche e darci da fare? Noi veneti sicuramente. Ecco. Allora, in questo tirarsi sulle maniche mi sembra che il Comitato regionale di FISE Veneto stia anche pensando come poter aiutare chi in questo momento è maggiormente in crisi. Sì, dunque io ringrazio già subito tutto il Consiglio, i delegati provinciali, perché sono spesso in contatto con loro in teleconferenza e come dicevo stiamo lavorando anche con la stessa federazione. Lunedì 6 avremo la riunione di consulta, quindi con tutti i presidenti regionali, il Consiglio nazionale e il Presidente. Comunque sta di fatto che per quanto riguarda la nostra regione, in ambito quindi della nostra attività, noi abbiamo già previsto, io ho sottoscritto una delibera d'urgenza che è stata inviata a Roma per l'autorizzazione e le necessarie formalità, nella quale si prevede già un taglio e quindi abbiamo liberato delle risorse, sono 30.000 euro che saranno disponibili e che andranno prioritariamente a sostenere l'attività di quei circoli in cui c'è una presenza di cavalli e pony della scuola che incide con dei costi fissi su quella che è l'economia ovviamente del circolo. Stiamo valutando, e questo è il punto anche molto importante, i criteri di distribuzione, perché è inevitabile che il sostegno ha tanto più valore ed è tanto più utile quanto più si avvicina a quelle che sono le esigenze. Quindi il criterio che noi stiamo approntando è già quasi oramai definito e vedrà come il rapporto tra il numero dei cavalli e pony presenti nel circolo, ma la proporzione con il numero di patenti a club giornaliere, che sono le patenti appunto di cui usufruiscono gli utenti della scuola, in modo che ci sia un rapporto equilibrato. Mi sembra corretto sottolineare, se non si fosse capito, che questi non sono stanziamenti aggiuntivi dalla FISE nazionale, ma sono soldi, risparmi, mettiamolo così, della FISE Veneto. Allora, diciamo questo, ad ogni comitato, giusto per così completezza di informazioni, ogni comitato regionale è destinatario di un budget annuale. Questo budget viene assegnato dalla federazione.
La cosa importante è che il budget non viene conferito all'inizio dell'anno nella sua totalità al comitato regionale, viene erogato con delle tranche mensili. Ora la federazione che cosa ha fatto? Per agevolare poi le eventuali iniziative dei comitati regionali ha ritenuto di anticipare le mensilità di marzo, aprile e maggio e quindi di versarci questa liquidità. Quindi fa parte del budget regionale ovviamente, cioè quello messo a disposizione. Volevo dire, non sono stanziamenti aggiuntivi. Sono integrazioni, ecco, che la federazione ha versato in più rispetto al budget già assegnato. La federazione sta affrontando assolutamente degli interventi destinati ovviamente al territorio, quindi la federazione farà poi ulteriori interventi con il budget generale, ecco, di cui ha facoltà ovviamente di decidere come utilizzarlo, però io vi posso dire che ci stanno lavorando, come avevo già detto l'altra volta. Noi nel nostro piccolo intanto ci diamo da fare perché è giusto ed è anche necessario muoverci in questo modo. Questi soldi come verranno distribuiti? Ecco, come e quando? Questi 30.000 euro, che ripeto è il primo, in realtà è il secondo intervento, perché noi abbiamo già fatto un intervento di servizi nominando questa commissione di emergenza che, mi permetti Fabio, voglio ringraziare ufficialmente, composta dall'avvocato Verecchia, l'avvocato Marchiori, il dottor Giuseppe Pozzato, e da ieri c'è la disponibilità della dottoressa Eleonora Rizzetto, anche lei commercialista, proprio perché abbiamo una marea di mail, di richieste, di quindi intervento, anche di consulenza, e quindi noi vogliamo essere assolutamente efficienti. Questa commissione lavora tantissimo, quindi li ringrazio moltissimo. Dicevo, quindi noi abbiamo inviato la mia delibera d'urgenza a Roma per le necessarie autorizzazioni, martedì verrà confermata, ratificata durante il Consiglio regionale, martedì 7 previsto il Consiglio regionale alle ore 15, e dopodiché saranno nella disponibilità, per cui noi faremo partire una comunicazione a tutti i circoli e agli istruttori, nel quale chiederemo ovviamente e daremo indicazioni su quelli che sono i criteri per l'assegnazione, quindi le richieste poi perverranno al comitato, il quale tempestivamente provvederà all'erogazione. Quindi sarà lo stesso comitato a far girare il modulo, quello che vogliamo chiamarlo, per accedere a questi contributi? Noi richiederemo alcune informazioni, per esempio, tanto per essere pratici, così ci capiamo. Cavalli della scuola. Ovviamente c'è un problema, non voglio nascondere nulla, anche perché non c'è proprio nulla da nascondere. Non è che tutti i cavalli della scuola risultano da quelle che sono le verifiche che noi possiamo fare attraverso la segreteria nelle affiliazioni. Ci sono dei cavalli che ancora non risultano registrati. Ovviamente però esistono, mangiano, quindi costano, per cui noi chiederemo ai circoli di inviarci i dati specifici di questi cavalli. Dico anche che faremo delle verifiche, perché io mi fido ciecamente, so che tutte sono persone in buona fede, però è giusto, proprio per poter garantire che le cose vengano fatte bene. Credo che sia anche doveroso, oltre che giusto. Sì, non per mancare di fiducia. No, ma perché è giusto, siccome comunque sono soldi pubblici, tra virgolette, è giusto che nell'erogarli ci siano delle verifiche per correttezza. Ma certo, è indiscutibile. Quindi, l'evidenziazione di questi dati non è semplicissima. E poi ci sarà un rapporto anche con le patenti dei circoli, quelle ovviamente a consuntivo 2019, perché purtroppo questa emergenza è venuta fuori adesso i primi mesi dell'anno, quindi non ancora tutti i circoli hanno provveduto a completare i tesseramenti, e molti dei quali avvengono anche nel corso dell'anno, peraltro. Quindi noi terremo come dati delle patenti i dati del 2019. Per cui cosa voglio dire? Voglio dire che se un circolo dichiara da 20 cavalli della scuola e ha 15 patente A, ora lo faccio per assurdo, è chiaro che c'è qualcosa che non quadra, per cui dovrà esserci un rapporto tra quello che viene dichiarato come presenza dei cavalli e quelli che sono i dati delle patenti del 2019. Sostanzialmente questo è il lavoro che stiamo facendo, stiamo vedendo se inserire un coefficiente o un dato per porre proprio nel rapporto più vicino possibile alla realtà questi due dati. Questo è quello che stiamo facendo.
Poi, se mi permetti Fabio, completerei, farei qualche cenno ancora a qualche altra iniziativa che è in work in progress, ecco, da parte del comitato, e che per esempio la commissione coordinata dalla consigliera Bonomo sta trattando, sta comunicando, sta dialogando con i nostri sponsor affinché si possa mettere a disposizione dei circoli a costi ovviamente convenzionati, particolarmente agevolati, alcuni dei loro prodotti. Quindi a questo sta facendo anche seguito l'ipotesi della realizzazione di una sorta di consorzio di acquisto. In realtà non è proprio preciso il termine, perché in realtà siamo noi come comitato che cercheremo di promuovere, vi faccio un esempio, la fornitura del fieno. Ho parlato personalmente con Valentina D'Anesso, che è una carissima amica, presidente regionale dei Coldiretti, la parte sezione femminile, alla quale ho detto: ma scusami, non si può valutare di concordare con dei fornitori di fieno a prezzi ovviamente comodi, con delle eventualmente scadenze un po' più comode, l'acquisto a beneficio dei nostri circoli? E quindi lei mi diceva, tra l'altro appassionata di cavalli, ha pure un circolo, mi diceva: Clara, guarda, ci stiamo lavorando, stiamo presentando un progetto, perché il problema è che molti agricoltori, molti contadini temono di perdere i contributi della PAC, e per cui risulta un po' difficile organizzare questa compravendita di fieno per i circoli. Però mi ha detto: sono positiva che questa cosa si possa fare. Per cui Fabio, questo è un esempio per dire che si possono fare tante cose, tra il dire e il fare passa del tempo, però ci stiamo assolutamente muovendo per cercare di fare tutto quello che è nelle nostre possibilità. E noi, fin tanto che siamo chiusi in casa, sia io che lei, ci sentiamo così, cerchiamo di comunicare anche con gli appassionati che seguono attraverso la pagina di FISE, che io invito a condividere questi video per far sapere le iniziative che state approntando. E siccome so anche, perché me l'hanno detto, che non tutti sono tesserati, che potrebbero anche tesserarsi, insomma, perché la buona volontà mi sembra che sia evidente, insomma. C'è Fabio che scrive: ma quanto prevedono di stanziare per cavallo della scuola? Adesso non so se siano già termini, già cose definite. Perché appunto rispondo subito: ovviamente dobbiamo inoltrare a tutti gli interessati la richiesta, raccogliere questi dati E poi distribuire. Certo, poi distribuire. Ecco, mi permetto Fabio di appunto anche evidenziare un altro aspetto, che è l'iniziativa che aveva già fatto partire la Federazione Centrale con il credito sportivo, e di cui so che stanno ancora trattando, valutando poi degli aspetti operativi. Però io stessa mi sono attivata con il responsabile del Triveneto del credito sportivo per sollecitare questa presunta, ma io credo che vada appunto a buon fine, erogazione di contributi per creare quella liquidità necessaria alla ripartenza, alla ripresa. Quindi speriamo che questa cosa possa essere un'altra cosa che va a buon fine. Allora, Presidente, abbiamo altro da dire? No, io non credo, se allora, ci sono delle domande particolari. Allora, direi che se sei d'accordo, noi lo diciamo già adesso, magari 1 o 2 volte a settimana ci sentiamo in questo modo, in modo di poter dare gli aggiornamenti su queste iniziative man mano che si sviluppano, visto che ci ha già annunciato questo comitato dove ci sarà la definizione di questo intervento di 30.000 euro. Certamente, è molto piacere, io non vedo l'ora, quindi noi siamo tutti qui. Ringrazio anche ufficialmente Fabio, anche le segretarie, scusa se dico anche questo, le segretarie, perché nonostante non siano presso gli uffici del comitato, io vi garantisco che sono full, stanno lavorando, stanno galoppando, perché devono fornire i dati, devono recuperare i dati, insomma chi con il bilancio, chi per coordinarsi con la commissione di emergenza. Io devo dire, siamo fortunati ad avere veramente 3 segretarie, Mara, Bea e Roby, veramente sono persone straordinarie. Le ringrazio a nome di tutto il Consiglio, di tutto, sono certa, tutti i nostri tesserati e i nostri circoli. Presidente, grazie mille. Allora, settimana prossima, vediamo quando, me lo saprà dire lei, poi noi sulla pagina lo annunciamo. Mercoledì, se vuoi.
Fabio, perché noi poi il lunedì ho consulta, martedì abbiamo il consiglio regionale, potremmo già sentirci mercoledì per Intanto c'è Fabio che vi dice bravi, quindi insomma quello che stiamo dicendo è apprezzato, mi fa piacere insomma che l'iniziativa in questo senso sia accolta positivamente da chi ci segue. Allora, diamo già appuntamento per mercoledì prossimo alle 11? Sì, io direi lo posso già confermare. Allora, noi ci aggiorniamo e a meno che non ci liberino prima, ma non credo, ci sentiamo mercoledì prossimo alle 11 e terremo insomma a puntate aggiornati gli amici che ci seguono su quanto sta coordinando, organizzando il Comitato Regionale Veneto della FISE. Benissimo. Presidente, grazie mille. Ci sono anche, guardi, ci sono anche applausi da parte di Ilaria in questo momento, quindi mi fa piacere, la ringrazio a nome di tutto il Comitato Veneto perché stiamo veramente collaborando, non sono io che sto lavorando, ma siamo tutti. No, ma infatti io credo che anche se credo che questi apprezzamenti stanno. Lei so che non è pratica, ma insomma, quando ci sono le dirette Facebook, nei video a chi piace possono mettere il like. E io sto vedendo scorrere tanti pollicioni, quindi voglio dire, quindi fa piacere insomma che il vostro lavoro venga apprezzato dalle persone che seguono la pagina FISE e ripeto, proprio questa buona volontà credo che ci sta mettendo il Comitato regionale, dice altri 3 pollicioni che partono, dice che forse quanti di voi ci stanno seguendo, ci seguiranno, ci vedranno attraverso le pagine degli amici, che non sono tesserati FISE, se amano questo mondo, tesserarsi è anche un modo di aiutarlo ad essere sempre migliore, perché insomma il tesseramento è importante. Dico bene? Assolutamente sì, ringrazio tutti per l'apprezzamento, ecco sappiate che lo facciamo volentieri ma è anche in fondo un nostro dovere e quindi con questo io vi saluto tutti, saluto te Fabio, vi ringrazio e ci risentiamo. Buon weekend a tutti e appuntamento mercoledì prossimo. Grazie Presidente. Aspetti, mi sono perso perché volevo leggerne una, così ho rovesciato tutto. Giorgio, grazie mille per quello che state facendo. Ho capottato il telefonino, quindi c'è un po' di disastro, ma volevo vederla al volo. Anche questa Giorgia che ci dà che aggiunge questo ringraziamento, credo che sia dimostrazione insomma che il vostro lavoro è apprezzato dai vostri da chi vive questo mondo, insomma. Benissimo, grazie ancora. Buon weekend a tutti. Grazie, arrivederci, grazie a tutti quanti e a voi per averci seguito. Alla prossima.